Fase 3, riaperture, mobilità, turismo, crisi, saldi dall'1 luglio, l'estate passerà tranquilla, da attenzionare l'autunno. Camion con carico di animali vivi e 2,5 kg di cocaina, i carabinieri fermano i trafficanti vicino alla Scala dei Turchi. Tra i luoghi candidati l'Officina delle Tradizioni Popolari, il Libero Consorzio crea un comitato per sostenere la candidatura. Nuovi imprenditori interessati all'Acragas, obiettivo rafforzare la squadra di calcio agrigentina ed il salto di categorie. Licata Calcio perde il suo allenatore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il governatore siciliano Nello Musumeci, durante una conferenza stampa convocata insieme all'ex capo della Protezione Civile Giulio Bertolaso, presenta il protocollo sicurezza sanitario che la regione siciliana applicherà nell'isola durante la stagione estiva. Il governatore e il consulente illustrano la fase 3. Bertolaso ha chiesto un compenso di €1. L'estate sarà tranquilla, ma dall'autunno occorrerà prestare maggiore attenzione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. La sanità Ruggero Razza e all'attività produttive Mimmo Turano. Tra gli elementi di novità il sito siciliasicura.com, che sarà attivo domani 5 giugno e che dopo la registrazione consentirà agli utenti arrivati in Sicilia di attivare un'app con le proprie informazioni per avere una sorta di pre-triage. L'app invia un messaggio giornaliero a cui si potrà rispondere indicando il proprio stato di salute. La Sicilia ha individuato delle unità assistenziali turistiche in ogni provincia. Guido Bertolaso è un uomo di grande esperienza, l'ho conosciuto in trincea, siamo rimasti amici, è un uomo generoso, si è messo a disposizione di questa nostra straordinaria terra, lo ha fatto gratuitamente, continua a lavorare per tentare di risolvere problemi assai diffusi, in questo caso un coordinamento di un gruppo di lavoro che consenta di rendere la vacanza in Sicilia la più sicura possibile. Tutto quello che si fa per cercare di combattere e contrastare questo virus è stimolante e avvincente. Una cosa ovviamente è organizzare ospedali di rianimazione per il trattamento di casi gravissimi, un'altra cosa è organizzare un meccanismo preventivo e informativo per assicurare il maggior numero di possibile di turisti in visita in quest'isola straordinaria, quindi è un lavoro più agevole, più articolato, molto più dettagliato sul territorio del quello al quale ci stiamo concentrando. Il Premier Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa dal cortile di Palazzo Chigi nel primo giorno di riapertura tra le regioni dopo il lockdown imposto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. A distanza da circa un mese dal 4 maggio ora possiamo ripartire, ha detto Conte. Ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di duri sacrifici, ma è bene ricordarci sempre che se siamo tra i primi paesi europei che può riavviare le attività e le condizioni di vita in sicurezza è perché abbiamo accettato tutti insieme di modificare in maniera radicale le nostre abitudini di vita. Vediamo. Da oggi, 3 giugno, apriamo i nostri confini regionali. Questo significa che ci potremo spostare da regione a regione senza più autocertificazione. È una decisione che abbiamo preso in piena consapevolezza, perché i dati della curva epidemiologica ci dimostrano che il sistema di controllo che abbiamo adottato sta funzionando e sta funzionando anche il nostro indirizzo politico di procedere sulla base di riaperture progressive in base a un costante monitoraggio. A distanza quindi di circa un mese dal famoso 4 maggio in cui abbiamo riaperto l'intera filiera della manifattura, abbiamo riaperto i cantieri delle costruzioni, i numeri, possiamo dirlo con la relativa prudenza, ma anche con chiarezza, sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi, infatti, non segnalano situazioni critiche, né segnalano situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. Il trend dei nuovi casi diagnosticati è in costante diminuzione in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Questo naturalmente ci conforta
dimostra che la strategia adottata passo dopo passo in tutte queste settimane è stata ed è quella giusta e ci dà fiducia anche in vista delle decisioni che saremo chiamati ad adottare nelle prossime settimane. Colgo peraltro un rinnovato entusiasmo. Ci siamo inoltrati nella stagione bella, in giro nelle nostre strade, nelle nostre piazze. C'è questa grande attenzione per questa socialità ritrovata. Giusto, giustissimo. Ci meritiamo, lo possiamo dire, il sorriso, l'allegria dopo settimane di duri sacrifici. Ma è bene ricordare sempre che se ci ritroviamo adesso in questa condizione, se siamo tra i primi paesi europei che può permettersi di riavvirare le riprese, le attività varie, economiche e sociali in condizioni di sicurezza, è perché abbiamo accettato, tutti insieme, di compiere dei sacrifici. Abbiamo accettato, tutti insieme, responsabilmente, di modificare le nostre radicate abitudini di vita. Dico solo, facciamo attenzione. Le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene ad esempio che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. L'altra notizia importante è che oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia, possono visitare il nostro Paese senza sottoporsi a quarantena. In particolare i ministri Di Maio, Franceschini, Speranza, Amendola stanno facendo un gran lavoro in Europa e non solo, sul piano diplomatico, per assicurare che il nostro Paese torni immediatamente a essere la meta sicura, ambita dei turisti d'Europa e del mondo intero. E adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell'Italia nel mondo per promuovere l'incomparabile patrimonio artistico, naturale che possediamo, per aiutare famiglie, lavoratori, imprese. Per esempio abbiamo introdotto addirittura la cassa integrazione per aziende con un solo lavoratore. Abbiamo riconosciuto alle partite IVA, ai liberi professionisti, ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori dello spettacolo, anche agli stagionali del turismo, ai lavoratori agricoli, bonus sino a 2.200 euro per 3 mesi per riduzione di attività o fatturato. Abbiamo già fatto un nuovo decreto rilancio per rendere più celeri queste procedure, per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali. Riverberi economici del coronavirus, persi 400.000 posti di lavoro, richieste 2,4 milioni di moratori sui prestiti. Lello Casesa. 400.000 posti di lavoro persi, 140.000 cittadini in emergenza mutuo e 480.000 imprese chiedono aiuto allo Stato. È il quadro telegrafico del rapporto Istat relativo alla emergenza coronavirus nel nostro Paese. Una tendenza, quella dei posti di lavoro, che coinvolge uomini e soprattutto donne di tutte le età. Calano notevolmente le persone in cerca di lavoro nell'arco dei 12 mesi, mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 65 anni. Questi dati dimostrano quanto grave sia la situazione economica nel Paese e quanto danno abbia provocato il virus, prima sanitario ed oggi soprattutto economico. L'Italia si sta avviando verso una recessione difficile che rischia di far sprofondare l'economia delle famiglie. Sono infatti 147.000 le domande presentate per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, cui aggiungere oltre 480.000 domande presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
La rilevazione statistica dimostra i primi effetti delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo grazie ai decreti legge Cura Italia e liquidità. Sono 2,4 milioni le domande di prestiti presentate dalle imprese ed una buona parte di esse sono già state accolte. Da un'indagine condotta da uno studio si rileva come la quasi totalità degli imprenditori hanno dovuto confrontarsi con la moltiplicazione della documentazione in un difficile percorso di burocrazia che rischia di sfiancare cittadini ed imprenditori. Sono infatti 30-40 i giorni necessari per la presentazione di garanzie per la parte non coperta dalle garanzie statali, una garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro senza alcuna valutazione del merito creditizio e fino a 800.000 euro è richiesta una valutazione con la garanzia dello Stato fino al 90% e la rimanenza del 10% è coperta dai Cofidi. Intanto il prossimo 7 giugno il decreto liquidità, dopo il passaggio alla Camera, arriverà finalmente in Senato per l'ok definitivo. In Sicilia la fase 3 si apre con 58 guariti e nessun decesso, 0 contagi in provincia di Agrigento. Vediamo. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 154.873 più 1.456 nella giornata di ieri su 131.820 persone. Di queste sono risultate positive 3.447, mentre attualmente sono ancora contagiate 904 persone, meno 58, 2.268 sono le persone guarite, più 58, 275 le persone decedute. Degli attuali 904 positivi, 67 pazienti sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 837 sono in isolamento domiciliare. Questi casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola: Agrigento 32, Caltanissetta 18, Catania 411, Enna 12, Messina 131, Palermo 265, Ragusa 11, Siracusa 9, Trapani 15. Stasera il prossimo aggiornamento lo comunica la presenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Intanto sono ancora buone notizie quelle che arrivano dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Anche ieri infatti non ci sono stati nuovi contagi da Covid-19. Secondo il report giornaliero dell'ASP sono 285 tamponi eseguiti e risultati tutti negativi, a conferma del fatto che in provincia di Agrigento, ad eccezione fatta del caso registrato nei giorni scorsi a Campobello di Licata, non ci sono più contagi ormai da alcune settimane. Ovviamente a tutti, ancora una volta, considerato che il virus non è stato sconfitto, viene raccomandato di essere prudenti e di indossare la mascherina in pubblico quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Mafia blitz con 11 arresti a Palermo, svelati ruoli, compiti e il nuovo padrino del mandamento della noce. I dettagli nel servizio. Operazione antimafia a Palermo denominata Padronanza. I poliziotti hanno eseguito provvedimenti nei confronti di numerosi soggetti per ipotesi di reato a vario titolo come associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altro. Si può fare un creale in un paese, non si può fare, non è successo niente. Colpito duramente il mandamento mafioso cittadino del quartiere Noce e fatta luce sugli equilibri ed interessi con l'altra famiglia mafiosa del quartiere Cruillas. Un corposo lavoro della mobile palermitana su delega della direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo. Dalle indagini sarebbe emersa una radiografia del mandamento mafioso della Noce, clan del centro città che Totò Riina diceva di avere nel cuore, nonché da sempre snodo strategico per gli interessi economici di Cosa Nostra palermitana e l'allarmante quadro della mafia cittadina sempre vitale e pronta a tessere rapporti illeciti. Di tipo? Mi sono pochi 500 euro, che se non ti servono di salvezza.
è stato possibile studiarne le dinamiche sulla capacità di riassetto dell'intera organizzazione. Sarebbe venuta fuori una strutturata spartizione dei compiti anche all'interno delle singole famiglie con deleghe affidate a uomini di fiducia in relazione a diversi campi di interesse economico, appalti, compravendite di terreni, scommesse online ed estorsioni. Non facciamo che poi chissà lui, mi dice no, io piccio mondanea, tanta varia, un paese. Ascolta, noi abbiamo una parola. Accertato come esponenti del mandamento Noce abbiano avuto contatti con omologhi di altri mandamenti nel periodo storico per Cosa Nostra, vale a dire il 2018, quando tornò dopo decenni a riunirsi la commissione provinciale, riunione presieduta stando alle indagini dall'82enne Settimo Mineo. Bisogna rompere tutti i vita, nelle macchine, tutti i vita, una lui tira 5 macchine, tutti ci hanno attacchi di Il tentativo di riorganizzare la cupola, ricordiamo ad onor di cronaca, venne sventato dalla procura di Palermo. Sarebbe emerso in quell'operazione che il 64enne Salvatore Alfano era divenuto il nuovo padrino della Noce, al quale erano in tanti a rivolgersi per un favore o cose del genere. Clan Noce lanciato anche nel settore delle intermediazioni immobiliari. Sia Mineo che Alfano, terminato di scontare il debito con la giustizia e tornati liberi, si erano rimessi in piena attività. Emerso anche come i vecchi riti alimentano la quotidianità di Cosa Nostra, che non rinuncia ai suoi affari nonostante arresti e sequestri. A Caltanissetta un uomo di nazionalità pakistana di 32 anni disoccupato e con regolare permesso di soggiorno è stato ucciso a coltellate ieri sera intorno alle 23:30 all'interno della sua abitazione in via San Cataldo. I carabinieri della compagnia di Caltanissetta indagano sull'omicidio e attualmente al vaglio degli investigatori vi sono 3 persone connazionali del 32enne che sono state ritrovate in un appartamento vicino alla casa della vittima. 2 di loro indossavano ancora i vestiti imbrattati di sangue. Alta ad un camion carico di animali vivi, trovati 2,5 kg di cocaina, arrestati 2 trafficanti. Secondo i carabinieri della droga di ottima qualità si potevano ricavare non meno di 10.000 dosi, stimato un valore di oltre 500.000 euro. Arturo Cantella. 2 sono gli arresti effettuati dai carabinieri di Agrigento che durante un normale controllo stradale in località Scala dei Turchi a Realmonte hanno individuato un carico di droga di ben 2,5 kg all'interno di un camion che trasportava animali vivi. A poche ore dalla riapertura delle regioni nella cosiddetta fase 3 e dopo lunghissime settimane di restrizione legate all'emergenza del Covid-19, i carabinieri della sezione di Realmonte in provincia di Agrigento mettono a segno un importantissimo risultato nella lotta al traffico delle sostanze stupefacenti. In un solo colpo infatti arrestano 2 trafficanti che percorrendo la strada statale 115 con il loro camion stavano trasportando ben 2,5 kg di cocaina. I militari li hanno fermati a poca distanza dalla Scala dei Turchi. Il risultato è stato del tutto inaspettato per i militari dell'Arma. In servizio di pattuglie carabinieri di Realmonte, durante un servizio straordinario di controllo dei veicoli in transito sulla strada statale 115, ha deciso così di intimare l'alta al conducente di un grosso camion che trasportava animali vivi. Al momento della verifica dei documenti, l'agitazione dei 2 occupanti ha insospettito non poco i carabinieri che hanno voluto vederci chiaro. Immediata è scattata la perquisizione a quello che sembrava essere solo un innocuo trasporto di animali. Il crescente nervosismo manifestato dai 2 durante il controllo è stato notato dai carabinieri dell'Arma che dopo pochi secondi di ricerche si sono accorti che ben nascosto all'interno di alcune intercapedine realizzate nell'abitacolo del veicolo c'erano degli stani involucri. Il contenuto degli stessi è apparso subito chiaro ai militari: cocaina. A perquisizione ultimata i 2 carabinieri non credevano ai loro occhi quando si sono resi conto che si trattava di ben 2,5 kg di polvere bianca. La coca, tra l'altro, come potuto verificare il laboratorio attraverso le prime analisi fatte, è risultata di ottima qualità,
Per l'autista del veicolo e per il suo passeggero sono subito scattate le manette e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Agrigento si sono aperte le porte del carcere di Petrusa. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta sarà adesso analizzata più dettagliatamente per stabilire il livello di purezza, impressionanti quantità di dosi ricavabili, certamente non inferiore alle 10.000 unità. Una prima stima attesta il valore di mercato della droga sequestrata ad oltre 500.000 euro. La cocaina con tutta probabilità si sarebbe riversata come un fiume fra i locali della movida estina agrigentina. Salvi estivi 2020 in Sicilia, retromarcia sul posticipo, partiranno il 1 luglio. Vediamo. No al posticipo dei saldi in Sicilia. Si inizia il prossimo 1 luglio. L'orientamento dichiarato dall'assessore Turano, scrive in una nota il direttore regionale di Confesercenti Sicilia, Michele Sorbera, è quello di confermare la data del 1 luglio per l'avvio della stagione dei saldi estivi. La decisione è arrivata alla fine della conferenza con l'assessore regionale alle attività produttive Girolamo Turano. Una decisione che rispecchia la proposta di Confesercenti e le indicazioni arrivate dai nostri associati, anche attraverso un sondaggio realizzato da Confesercenti Messina e Confesercenti Ragusa. Lo studio ha coinvolto 323 aziende siciliane della moda, che al 75,54% si sono espresse per mantenere l'inizio dei saldi al 1 luglio. 2 giorni fa Confesercenti Sicilia aveva scritto all'assessore Turano per ribadire la propria posizione e segnalare le questioni che più stanno a cuore al settore e che dovranno essere affrontate al più presto. La prima, si legge nella nota, riguarda le promozioni, senza alcun controllo e spesso senza rispettare gli obblighi di legge. Soprattutto le grandi catene e dei negozi a marchio propongono finte promozioni, anticipando di fatto l'inizio dei saldi. La seconda riguarda le vendite online e la concorrenza sleale del web, a partire dal livellamento delle disparità fiscali attualmente esistenti tra chi opera online e le attività commerciali su strada. Docenti immobilizzati fuori provincia di residenza è un problema che riguarda 31.000 insegnanti italiani in attesa di risposte. Docenti fuori sede propongono d'essere adottati. L'iniziativa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica. Su tutto il territorio nazionale sono nati dei comitati docenti di ruolo fuori provincia di residenza. A questi lavoratori viene negato il diritto alla mobilità interprovinciale. Il problema risiede in meccanismi tecnici che rallentano i flussi e le file già problematiche delle graduatorie sono sature. A questo si aggiungono i nuovi concorsi. Questi insegnanti si chiedono perché immettere nuovo personale prima ancora di riportare a casa chi ha maturato anni di servizio. Tutto questo si traduce nell'esempio pratico di Cinzia, che ha contattato la nostra redazione. Ci racconta di essere docente dal 1995, inizia la sua carriera in Lombardia, poi Liguria e infine il ritorno in Sicilia, precisamente a Catania nel 2010. E da 10 anni viaggio ogni giorno da e per Realmonte. Non ho mai accompagnato o ripreso, sottolinea, i miei figli a scuola. Cinzia si chiede perché l'anzianità di servizio non le viene riconosciuta ai fini della mobilità e comunque perché il governo ha stabilito che bisogna prima accantonare i posti per i nuovi immessi in ruolo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. L'assessore comunale all'ecologia di Agrigento Nello Amel interviene in replica a quanto affermato dal professore ed ex assessore comunale a Canicattì Enzo Di Natali, che ha puntato il dito contro il servizio di spazzamento e decespugliamento delle strade di Agrigento, ritenendolo carente. Vediamo. Ho ascoltato l'intervista del professore Di Natali sulla situazione della igiene pubblica nella città di Agrigento. Parlava in nome dei cattolici democratici. Io credo che cattolici democratici che stanno nel mio cuore e fanno parte della mia storia non c'entrino niente in questo contesto. Noi dobbiamo cercare di affrontare i problemi concretamente, valutando quelle che sono le risorse e le disponibilità. E Agrigento riesce a portare avanti un impegno di lavoro complicatissimo e difficile per la carenza di risorse umane e di disponibilità
eppure riusciamo a fare un servizio che ha consentito di raggiungere il 72% di percentuale di differenziata nella città di Agrigento, con un risparmio di centinaia di migliaia di euro al mese, e che ha consentito nello stesso tempo di poter organizzare tutta una serie di servizi che piano piano andranno a compimento e riusciranno a risolvere anche i problemi della pulizia delle strade. Il professore Di Natale ha parlato della città di Agrigento, ma se parlava faceva un discorso generale, doveva anche guardare quello che succede nelle altre città, a Porto Empedocle, che sicuramente non brilla più di Agrigento per pulizia delle strade, a Canicattì, dove c'è una crisi igienico-sanitaria che è pesantissima. Anzi, a proposito di Canicattì, il professore Di Natale è stato assessore alla nettezza urbana al comune di Canicattì ed ha avuto coscienza di quella che è la disperazione di questo tipo di incarico e di lavoro in una situazione nella quale a volte non c'è assolutamente e materialmente la possibilità di risolvere i problemi. Eppure noi continuiamo ad affrontarli e a risolvere lentamente, arriveremo da ogni parte. Abbiamo iniziato lo scervamento dalle periferie e cercheremo di portarlo a compimento in tutta la città. Non bisogna soffermarsi su situazioni particolari. Io ricordo al professore Di Natale che a Canicattì, per eliminare una discarica che non riusciva assolutamente ad eliminare, è stato costretto a mettere una statua della Madonna per dissuadere le persone dal posare la spazzatura, abbandonare la spazzatura in quei siti. Sono situazioni, diciamo, paradossali che nascono proprio dalla difficoltà e dall'emergenza che stiamo affrontando. Eppure, e questo Di Natale non lo deve scordare, Agrigento è l'unico comune in provincia di Agrigento che non ha aumentato la Tari, anzi l'ha diminuita per le utenze non domestiche del 16% e nel 2020 la diminuirà anche per le utenze domestiche. È l'unico comune in provincia di Agrigento che ha invertito la tendenza e dal 2018 non aumenta più la Tari, cosa che invece gli altri comuni non sono riusciti a fare. In tutti i comuni si registrano aumenti dell'8%, del 10%, ad Agrigento no. Queste cose bisogna pur dirle per fare giustizia ed avere una visione completa di quelle che sono le difficoltà e dell'impegno che ogni giorno e diuturnamente affrontiamo per risolvere i problemi. Vola alto in classifica ed il Libero Consorzio Comunale di Agrigento costituisce primo in provincia un comitato per sostenere la candidatura. Stiamo parlando dell'Officina delle Tradizioni Popolari, lo spazio espositivo ideato dall'ex provincia in collaborazione con il Comune di Agrigento, candidato alla 10ª edizione dei Luoghi del FAI, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, indetto dal Fondo Ambiente Italiano. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Vola in alto in classifica il Libero Consorzio di Agrigento, costituendo il primo in provincia un comitato per sostenerne la candidatura. Parliamo dell'Officina delle Tradizioni Popolari, lo spazio espositivo ideato dall'ex provincia in collaborazione con la città di Agrigento, candidato alla 10ª edizione dei Luoghi del Cuore. Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, indetto dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Per votare basta collegarsi al sito www.fondoambiente.it. Il compito del comitato, denominato Sostegno per la valorizzazione dell'Officina delle Tradizioni Popolari, è quello di promuovere il luogo e scalare così la classifica che vede posizionato il sito in ottima posizione, un trend in costante crescita. In questo modo inoltre si possono scaricare i materiali personalizzati necessari alla raccolta dei voti e rimanere aggiornato sugli sviluppi della classifica e successivamente al traguardo raggiunto sulle fasi del progetto. L'Officina delle Tradizioni Popolari è una struttura permanente che espone reperti della cultura popolare, figurativa e dell'artigianato artistico siciliano tra il XVI e XX secolo. Lo scopo fondamentale dell'Officina è quello di recuperare e rendere fruibili al pubblico gli attrezzi del lavoro dei campi, del mare, pezzi di artigianato artistico e oggetti d'uso, come sculture lignee e devozionali, pezzi di carretti siciliani, cartelloni dell'Opera dei Pupi, che costituiscono una testimonianza preziosissima della vita e della cultura popolare siciliana. Gli oggetti esposti sono opere capaci di suscitare grandi emozioni nell'osservare la passione e la dedizione degli agrigentini, che riassumono così aspetti peculiari ed originali della ricchissima cultura popolare siciliana. Il museo si articola in un unico e interessante ambiente,
in piazza Aldo Moro, all'interno della Villetta Casesa, all'ingresso della principale porta Atenea di Agrigento. L'officina è un museo delle tradizioni popolari in diverse sezioni, custodisce attrezzi di lavoro dei contadini, dei pescatori, degli artigiani e l'esposizione anche di alcuni costumi della tradizione folcloristica agrigentina. L'Officina delle tradizioni popolari è stata intitolata dal comune di Agrigento alla memoria di Gigi Casesa, indimenticabile cultore delle tradizioni popolari e ambasciatore del folklore siciliano nel mondo. L'officina è incardinata all'interno dell'ecomuseo istituito dal Libero Consorzio, il primo in Sicilia, costituito esclusivamente da un ente pubblico. Il termine indica un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela, restauro e valorizzazione. Oltre alla nuova vicepresidente dell'Acragas Sonia Giordano, il direttore sportivo Ernesto Russello sta provando a chiamare a raccolta diversi imprenditori per pianificare il futuro. L'obiettivo è quello di non ripetere le difficoltà affrontate nella stagione sportiva appena conclusa e di rafforzare la base societaria per puntare a tornare nel panorama nazionale. Carmelo Lentini. La macchina organizzativa dell'Acragas, malgrado il coronavirus, non si è mai fermata. Società ed addetti ai lavori hanno continuato a intrecciare contatti interessanti in prospettiva del futuro biancazzurro. Un paio di imprenditori si sono fatti avanti e stanno portando una trattativa interessante che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Si tratta della dottoressa Giordano, titolare di un'agenzia viaggi di Varese, alla quale si è aggiunto in questi ultimi giorni l'interessamento del 39enne imprenditore ed ex presidente della Cefaledium Giuseppe Barranco. Nei giorni scorsi il giovane patrone palermitano, contattato da alcuni amici agrigentini, avrebbe manifestato l'intenzione di investire nella società dell'Acragas, stuzzicato anche dall'idea di diventarne il presidente. Di ufficiale non c'è nulla, anche se non mancano dichiarazioni in tal senso. Tra l'altro lo stesso Giuseppe Barranco, sempre nelle scorse settimane, aveva manifestato una certa attrazione per i colori rosa-nero del Palermo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e tutto chiaramente ruota attorno alle decisioni della Lega Nazionale Dilettanti e del presidente Santino Lopresti, che tra i prossimi 8 e 10 giugno prenderà in esame le regole da seguire per i vari campionati dilettantistici e dalla conseguente composizione dei gironi di eccellenza e Serie D. Di certo c'è tanta carne al fuoco e tutto dovrà essere deciso entro la prima decade di questo mese di giugno. Ritornando all'interesse di Giuseppe Barranco manifestato nei confronti dell'Acragas, nei giorni scorsi aveva dichiarato: ad Agrigento sono legato da belle e profonde amicizie, alcune non hanno nulla a che vedere con il calcio, ma vi assicuro che per me sono molto importanti. L'Acragas ha trascorsi tra i professionisti, ha uno stadio capiente, ha una tifoseria appassionato e partecipe. Ad Agrigento si respira calcio, sono sempre rimasto colpito e affascinato. Questo quando sono venuto all'Esseneto ho potuto vedere e ho percepito anche molto calore, l'amore che la gente ha per i colori biancazzurri. E poi in rete ho visto alcuni video da brividi. Avete un pubblico che trascina i giocatori a Cefalù per motivi di natura diversa. Non è stato possibile concretizzare i miei progetti che abbinano sport, turismo, sviluppo e infrastrutture. Chissà che ad Agrigento non sia il posto giusto. Una dichiarazione d'amore? Lo vedremo nei prossimi giorni. Il Licata Calcio perde il suo allenatore, va via mister Giovanni Campanella, c'è il servizio di Domenico Vicari. Con parecchi trofei conquistati, disputando 3 stagioni piene di vittorie, soddisfazioni e affetti, il Licata e mister Giovanni Campanella si salutano. Il rapporto tra il tecnico e la società si conclude qui. Un'avventura che è stata chiusa in maniera consensuale, dimostrando da ambedue le parti stima reciproca. L'annuncio è stato pubblicato dalla pagina Facebook della società, che ha caldamente ringraziato il tecnico per gli ottimi risultati ottenuti in questi 3 anni. Una Coppa Italia regionale, un campionato regionale di eccellenza, un 6° posto in Serie D, si legge nel post, che è il miglior piazzamento da quando vige la regola di 3 punti. Di certo non si può dubitare della dedizione e dell'impegno che ha messo il tecnico per dimostrare la sua professionalità e la sua esperienza. Proprio quest'anno è riuscito a togliersi anche la soddisfazione di battere il Palermo. Il match finì 2-0 allo stadio di Noliotta. A questo punto la domanda
che si stanno chiedendo i tifosi è solo una: chi sarà il prossimo allenatore? Al momento è troppo presto per capire chi siederà alla panchina gialloblu, ma di certo c'è che il vicepresidente Massimino dovrà mettersi al lavoro per trovare un allenatore che sia all'altezza dell'ormai ex Giovanni Campanella. Riapre a Noto la mostra del Novecento, vediamo. L'assessore ai beni culturali della regione siciliana, Alberto Samonà, ha preso parte all'inaugurazione, al convitto delle arti Noto Museum di Noto, della mostra Novecento da Pirandello a Guccione, artisti di Sicilia. La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, è un tributo alla Sicilia, ai siciliani e alla sicilitudine e si innesta perfettamente nel ciclo quinquennale che ha visto Noto diventare palcoscenico di grandi mostre d'arte. L'esposizione sarà visitabile nei weekend e nei festivi di giugno. Il percorso espositivo prevede il rispetto delle linee guida governative sulle norme anticontagio Covid-19 ed il personale provvederà a far rispettare tutte le nuove disposizioni. Nel corso della visita l'assessore Alberto Samonà ha sottolineato l'importanza di riaprire i siti d'arte siciliani e ha ricordato le prime misure della sua attività di governo. Il primo atto da assessore, oltre a un lavoro infaticabile che ho fatto con i miei collaboratori, con i miei uffici, è stato quello di chiedere ai direttori dei musei, ai direttori dei parchi archeologici, delle nostre aree archeologiche, se erano pronti a ripartire. E tantissimi hanno detto non vediamo l'ora. Da sabato 30 abbiamo riaperto gratuitamente i luoghi della cultura, i luoghi della memoria per 8 giorni. Forse 9, fino a domenica 7 di giugno, gratuitamente su prenotazione online, con un sistema di prenotazione online, per dire grazie ai siciliani e a tutti coloro che sono rimasti responsabilmente a casa nel periodo dell'emergenza. Riappropriamoci dei nostri luoghi per ritornare a noi stessi. Ecco, seguire l'eredità del professore Tusa non vuol dire essere studiosi come il professore Tusa, è stato ineguagliabile e non potremmo mai sognarci di essere come lui, per avere quella sensibilità di siciliani che guardano alla bellezza come un progetto di futuro. È una mostra che è stata costretta alla chiusura, come tutte le nostre attività, a causa di ciò che dicevamo, il coronavirus, e che oggi riapre nel nome veramente della riappropriazione di questi capolavori del Novecento. E quindi grazie a chi ha consentito tutto questo. Oggi riapriamo la mostra degli artisti siciliani del Novecento e lo facciamo con la presenza del neoassessore ai beni culturali e dell'identità siciliana, il dottor Alberto Samonà. Siamo molto contenti che tra le prime iniziative della Sicilia che l'assessore ha avuto la possibilità di visitare ci sia questa nostra mostra, che è la continuazione di anni di preparazione di mostre di altissimo livello e che fanno sì di identificare sempre di più la nostra città come una città d'arte. Abbiamo voluto con l'Infiorata dare un messaggio di ripartenza, di rinascita, e oggi la riapertura di questa mostra ne concretizza fattivamente una iniziativa che è proprio nello spirito della rinascita, della ripartenza. I nostri artisti sono coloro che hanno fatto la storia della cultura e dell'arte del Novecento siciliano e ripartire dalle nostre radici è sempre un momento di grande entusiasmo, di carica, di forza, di emozione importante. È proprio direi una mostra che può avere il senso proprio terapeutico della ripartenza, perché ti trasmette emozioni, ti dà emozioni e ti rimette in moto tutta una serie di ricerche, di volontà di essere ancora protagonisti del proprio tempo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.